nasce tutto 3 anni fa, dal desiderio proprio di riuscire a dare vita ai miei disegni. Mia cugina con il marito, che rappresentano Filatex Ricami, lavorano nel settore del ricamo su tessuto da tantissimo tempo. Ho pensato, perché non proporre a loro un'esperienza di questo tipo? Proviamo a fare un percorso insieme e vediamo come va. Le icone tipiche della nostra tradizione sono ricche di modernità e possono essere reinterpretate da ognuno di noi in maniera diversa. La ricerca dei materiali nasce nella fase iniziale, quella della mood board. È giusto capire la sensazione che io devo avere, cioè capire qual è il materiale che devo andare a cercare. La mood board serve a questo, sia per il materiale sia per i disegni e per le forme. Dopo aver realizzato il disegno digitale è importante che mi confronti con Furio, proprio perché ci sono delle caratteristiche tecniche della macchina e anche del programma che ci portano a dover trovare le soluzioni perfette per riuscire a realizzare quello che realmente vogliamo. Io mi occupo, dopo aver visionato i lavori digitali di Mara, mi occupo di farli diventare ricamo. Stiamo parlando di macchine da ricamo meccaniche, elettroniche, non ricamo a mano. Tutti pensano che il ricamo venga messo, appunto, il file digitale dentro la macchina da ricamo, e la macchina da ricamo guarda il file, legge il file, non si sa bene in che modo, e lavora, ricama. Questo non è proprio così. La realizzazione del ricamo parte tutto appunto dal vettore che deve essere preso, ridisegnato nelle sue parti e strutturato. Dopodiché vengono fatte delle prove, vengono fatte delle bozze. Le bozze vengono poi viste sia dal punto di vista del decoro del ricamo e sia dal punto di vista del design. Il mio ruolo è la parte finale del nostro progetto, cioè mettere insieme tutti i tessuti. La difficoltà di questa parte del lavoro è quella di lavorare insieme tessuti che si comportano in maniera diversa tra loro. L'innovazione qua sta nell'idea, nel voler presentare un messaggio di artigianato artistico, di design fatto con nuova tecnologia. Ognuno di noi ha messo qualcosa. Credo che questo progetto sia veramente l'insieme di tutti noi. Una peculiarità del prodotto è che comunque utilizziamo il sughero in tutte le lavorazioni e lo ricamiamo o lo accostiamo agli altri tessuti.